Un modo per esprimere vicinanza alla comunità ucraina e per continuare a chiedere la pace a gran voce. Questi, spiegano gli organizzatori, sono gli obiettivi della giornata di solidarietà per la pace in programma il 24 febbraio a Genova per l'anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Si inizia con un breve corteo dalla chiesa di Santo Stefano, dove la comunità ucraina si riunisce, a Piazza dei Ferrari. Si prosegue alle 19 con un incontro a Palazzo Ducale nella sala del Maggior Consiglio. Previsto l'intervento di famiglie, operatori sanitari e volontari ucraini per condividere le proprie esperienze di vita e di guerra. Ci saranno anche le testimonianze dei liguri e genovesi impegnati nell'accoglienza delle persone in fuga dal conflitto. A distanza di un anno, il bilancio tragico è di oltre 7.100 civili uccisi, tra quali 460 bambini, oltre 16.000 bambini deportati e 6 milioni di profughi di guerra solo in Europa. Venerdì pomeriggio ricorderemo insieme i caduti di tutte le resistenze con la marcia dei popoli liberi e vorremmo in questa occasione invitare tutta la cittadinanza che ha a cuore la solidarietà, la giustizia e la pace. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Pokrova e dall'Istituto Ligure per la storia della Resistenza. Ad un anno dall'aggressione armata della Russia di Putin, leviamo dunque ancora alta la nostra voce per la pace e la solidarietà verso il popolo ucraino che combatte per la propria sovranità e i propri diritti di libertà.